C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Oggi vi raccontiamo un'altra via del nostro bel centro storico. Via Fratelli Bandiera è la sesta a sinistra di Via delle Battaglie e si conclude in Via delle Grazie. Ma chi sono i Fratelli Bandiera? Attilio ed Emilio Bandiera, veneziani del XIX secolo, furono due patrioti protagonisti del Risorgimento. Vennero catturati dalla polizia borbonica dopo un fallito tentativo di sollevare le popolazioni calabresi contro il regno di Ferdinando II nella prospettiva di un'unificazione nazionale italiana. Processati davanti all'Alta Corte Marziale, vennero fucilati all'alba del 25 luglio del 1844 alle porte di Cosenza. Le salme sono sepolte nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Detrai non se meur mai, è questo il proverbio di oggi, che magari con un'altra interpretazione, insomma, non potrebbe sempre corrispondere alla verità, purtroppo. Però vediamo un po' come sono andate le nostre interviste. A Piazza Navona ci sono Francesco Valerio e Marco Valerio, due nomi, 2 per 2 4. Esponenziale. Voi siete di Roma? Io sono di Roma, lui è nato a Bologna, però ovviamente c'ha papà di Roma e mamma di Bologna. Pure tifoso romanista. Speriamo. Dai, senti un poco, qui abbiamo un proverbio detto del nostro dialetto a Brescia: detrai no se mur mai. Ma è facile, prova a ripeterlo intanto. Allora, aspetta, è male, vuoi? Detrai no se mor mai. Cazzo, ti hai sentito pure al Gianicolo? Vabbè, la voce è... Detrai, no, si sta bravissimo, è stato bravo papà? Sì. No, benissimo, scherzi. E la traduzione? Allora, de è di. Tu conosci un pochetto il francese? No. Travaille. Mi viene meglio il pugliese. Sì, pure pugliese sei. Pugliese no, perché il pugliese in febbre da cavallo è molto simile al francese. Sta contenti al bolognese, al romano pure pugliese? Sì, siamo tutti molti dialettali. Senti un po', è il lavoro. Il lavoro, travailler, il lavoro. Ah, il travaglio. Perché noi abbiamo influenza. Il napoletano, il travaglio è il lavoro, il travaglio, il napoletano. Di lavoro. Allora, di lavoro, sì, non si muore mai, ammazza. Di lavoro un po' si muore, dai. Troppo sì. A parte veramente sul lavoro che si quello sì, ma ecco, se potessimo non lavorare o lavorare un po' di meno e goderci di più la vita sarebbe meglio. Fammi sapere quando riesci che ti do il mio. Lo so, sì, esatto. Ciao, grazie. Ora ci sono Ludovica, Maria Rosaria ed Emanuela. Di Roma? Sì. Oh, in coro, sono preparate, brave. Voi che fate qui? Studiate, lavorate? Studiamo. Detrai no se meur mai. Chi prova a tradurlo? Vai. Il treno non si muove mai. Il treno non si muove mai. Muove, no, muore, di. Muore mai. Non si muove. Non lo so. Conoscete il francese? Sì. Dai, come si dice lavoro in francese? Ma Ma che sta dicendo? non Il verbo lavorare in francese. lavorare in francese. Perché lavorare in francese? Lavorare in francese, travailler. Travailler. E quindi lavoro. il lavoro non si muore mai. Sentite, fate una cosa. Andate a caccia di ragazzi qua che vi va meglio. Va, grazie. Oh, salutiamo a Brescia, chiudiamo, Detrai non sembra ormai, di lavoro non si muove perché il lavoro nella giusta misura nobilita l'uomo e gli consente una vita dignitosa. E questa è la spiegazione. Ciao, grazie. Ciao. C'entro